4 gol ci hanno fatto. Ma che scherziamo! Vero fan, è cominciato da 7 minuti, perché mi facete vedere ancora l'Inter? Ah, cominciamo male, cominciamo male. Dai, a volo, ci siamo. Ho perso 7 minuti, non so l'inizio. Ma veramente? Ma così siccome Isai! No, non è possibile! Non è possibilissimo! No, vabbè, così si fa. Accendo, calma, accendo il mio giardino zen. Vedete, tra un poco esce pure l'acqua. È come, diciamo, è una sorta di piccola sfaccina, l'esultanza per Yusai! No, vabbè, mi devo cambiare la maglietta. Questa è la maglietta con cui dormo. No, fermi tutti. Allora, la maglietta di Flash, per un motivo molto semplice, per celebrare il fulmine nero. Non lo so, io l'ho chiamato la bestia nera. Insomma, Osimhen pare sia fatta, ragazzi. Amici bellini, abbiamo speso altri 60 milioni. È una roba che non si può credere, ma ne parleremo. Vedete, scorre l'acqua. Cliccate su subscribe. Traoré voleva la rimessa. Proprio da sotto così l'ha preso. Non mi sembra, sì, però. No, non mi sembra, ma dobbiamo sempre giustificare quelli contro il Napoli. Non sembra niente. Si è fatto male da solo Manolas. Grida perché è pazzo. Cominciamo. Sono due squadre che amano il fazzolettino. Fazzolettissimo, vi ho detto. Mamma mia. E il Napoli accetta la pressione. Vedi che può succedere qualche cosa. Ma tu hai capito che quello poteva tirare un'altra volta? Poi giustamente cercavamo un terzino sinistro, l'abbiamo trovato. E Yusai è buonissimo! È bellissimo! No! È la cosa più bella del mondo, stavolta bello che non... Maronna. Qua ricominciamo a mangiarci gol, wagyu. E che questo è il Barcellona, dobbiamo sfruttare le poche occasioni che avremo. Ma anche voi sentite questa caciara insopportabile? Sta diventando un po' troppo. Ha calato sti microfoni. Boh. Come giocano bene. Ma c'è Yusai e non te lo fai mai. Lasciate un like per la rima. Milik, stai sempre in fuorigioco. Bravo Zielinski. Ma io qua i giocatori del Napoli, Gattuso, si sono visti il nostro video e stanno tirando da lontano perché le soluzioni sono anche così. Hanno letto tutti i vostri commenti e stanno... è importante. Fate sempre i commenti intelligenti perché questi leggono. Bellissima. Ma io è calcio a champagne, Mi fa paura questa cosa, lo sapete. Siamo già a 7 tiri in 24 minuti. Fazzoletti per tutti, fazzoletti a €1. Guardate come sono tutti sorpresi. Come me. È la stessa reazione ha avuto Di Lorenzo. Bravo, bravissimo. Così si fa il pressing. Bravi. Se li asfissi non hanno tutta la tecnica del mondo per uscire. Però attenzione che il Barcellona ne ha di più. Quindi attenzione. Ecco qua. Meno male. No, Manolas no. No. È il taglio di Callejon. Mamma mia, Ospina. No, ma ce lo meritiamo. Il buco di Manolas. E poi ne parliamo domani nella specifica, nell'analisi, perché così non si può pigliare gol. Andiamo. Facciamo tutti gli spettacolari e poi pigliamo gol ogni volta che ci bucano. No. Annullato, fuori gioco. Incredibile. Tirate le linee, non ci credo. E perché c'è una regola del genere? Io per i millimetri non va bene, perché il primo era netto, ma questi sono millimetri, quindi per me il gol l'abbiamo preso, stiamo 1-1. Sistemiamoci, che c'è Di Lorenzo in attacco, sto fatto non mi piace. Ma voi vi rendete conto che cosa sta facendo Yusai oggi? Mettila in mezzo, non esagerare. Mamma mia. Chiede scusa a tutti, Insigne, pure a me devi chiedere scusa. Ce l'hai rate proprio, vai Caputo. Qua non ti perdona il Barcellona, Bravo Yusai. Magan. Mamma mia, colpi di tacco di Yusai, tunnel di Insigne. Ma che stiamo vedendo oggi? Se avessimo un terminale offensivo, Se Osimhen veramente è la bestia che dicono,
non mi fa parlare. Ragazzi, fine primo tempo, una piccola novità, sto aprendo, insomma farò stasera il primo podcast. Praticamente decido di fare l'analisi della partita, dove mi allungherò un po' di più perché YouTube lo vogliamo tenere intorno ai 10 minuti, perché sennò la gente si fa la palla eccetera eccetera. Mentre il podcast è una di quelle cose che tu puoi mettere nelle orecchie mentre fai altre cose, stai lavorando, stai cucinando, e si può, capito, ti senti a me che parlo di cose, faccio l'analisi e vado più nella scazzetta, approfondisco. Quindi saprete, vi farò sapere nel community tab dove poter vedere questi podcast. Ancora non so niente di preciso, appena carico il primo si saprà dove sta, probabilmente su Apple Music, su Spotify, vi farò sapere, saprete. No, con Zielinski, una ragazza acqua e sapone, Ma Lorenzo ha detto te lo meriti. Madonna, mi si sta squagliando il cuore. Veramente, mi pare di sì, nel labiale, te lo meriti. Com'è stato bellino. Dai, fai gol, porca puttana. Mamma mia, ci hanno fatto. Ma se lo meritano, va giù, se lo meritano. Non potremmo annullare 3. No, incredibile. Ragazzi, abbiamo preso 3 gol. Questo non è mai, penso non sia mai successo nella storia del calcio. E fa bene Gattuso perché stiamo tutti scombinati in difesa. Stanno succedendo cose. No, Fabian, no. Mamma mia, Cagliacò, che brutta roba. Vabbè, 4 gol ci hanno fatto, Questo è un ingresso horror di Maksimovic in questa partita. 4 gol ci hanno fatto. Ma che scherziamo? Ok, anche lo streaming si rifiuta di andare avanti, perché è una situazione che non si è mai vista nella storia del calcio. Oh! No, Milik, te ne devi andare! Stiamo giocando, mi volevo conservare questa battuta per la fine del video. Volevo dire, però non è male il Napoli anche in 11 contro 10, perché noi giochiamo con uno in meno, che è Milik. Questo colpo di testa è l'apoteosi dell'essere uno in meno, perché non è possibile che Cioè, come si fa solo tu e il pallone, sei alto 2 metri e non la riesci a impattare? Guarda che è grave. Mamma mia. Io non mi incazzo mai coi singoli, lo sapete. Yusai, Mario Russo, tutti amori miei. Ma quando vedo una mancanza di impegno, quando non aggredisci gli avversari, sei uno in meno. Chi è quest'arbitro che mi piace assai? Una persona anziana, non presuntuoso, serio. Chi è? Yusai come si butta dentro. Bravo Mertens, bravo. Sta anche il giallo, sì. È un arbitro serissimo. Diffidato Mertens, mamma mia, di nuovo Milik. Bravo Zielinski. Fabian, pure tu. Mamma mia. Maksimovic, male. Tu dovresti essere quello coi piedi migliori di Manolas per impostare. Così male. Dai Fabian, dai, sei una guallera anche ad uscire dal campo. Non mi piacciono a me per le perdite di tempo. Non siamo quella squadra là. Vedi com'è importante. Mamma mia, questo è proprio un test di allenamento. Difesa contro attacco. Devi chiudere le linee di passaggio, però non devi fare il pressing troppo furioso, perché sennò con 1-2 vanno in porta. Una partita molto difficile da leggere e anche da guardare. Da Yusai, dove sta finendo in pressing, e Insigne che subito chiude. Vedi, Insigne è diventato terzino. Bene. Maksimovic, ma dove vai? Cioè, la pigliamo forza. Politano, Palotano! Ma è ovvio, no? Mica potevamo fare una partita. L'abbiamo preso il palo anche oggi? Sì, l'abbiamo preso. Madonna santissima! C'è ancora gruppo, gli vogliono ancora bene. Ma abbiamo vinto una partita che entrerà negli annali della storia. Ci faccio 4 video con questa partita. Non è vero, io non milco. Farò solo un secondo video di analisi e approfondimento, perché abbiamo pigliato 4 gol. Incredibile al San Paolo. Amici bellini, allora insomma è stata una roba che non si è mai vista prima d'ora. Io faccio direttamente, chiudiamo subito questo video, solo reaction, perché poi l'analisi è importante. Non voglio dividere bene le cose, perché so che c'è qualcuno che si guarda solo la reaction, qualcuno a cui piace
piace più l'analisi, quindi dividiamo le cose. Un ringraziamento speciale va all'amico Lino Bailo, che oltre alla tazza adesso parte anche con un supporto diretto. Grazie mille Lino. Renato è entrato a far parte degli amici bellini, insomma anche il gruppo Telegram si sta infoltendo e facciamo un approfondimento, ci scambiamo anche i meme, perché questa è una partita da meme, proprio una roba senza proprio spettacolare. Da New York Valerio Fluido è tutto. Tenete un occhio al tab, perché questa cosa del podcast, questa novità, cercherò di fare una live in uno di questi giorni inizio settimana con degli ospiti, e c'è una cosa nuova, perché poi venerdì avrò un'intervista con una radio tedesca FM per l'amico Antonio. Vi farò sapere tutta una serie di cose, il canale sta esplodendo, è una roba incredibile. Però forza Napoli, abbiamo perso 4-2, forza Napoli, forza sempre.